Carissimi fratelli e sorelle, vi raggiungo anche quest'anno con questo messaggio natalizio. Diversamente dagli anni scorsi, il luogo da dove vi parlo è la Sala delle Icone nel Museo Diocesano, dove abbiamo raccolto un numero considerevole di icone donate alla nostra diocesi dalla iconografa Nicla De Polo, che ha scritto queste icone grazie a un'esperienza spirituale che l'ha guidata a contemplare e a scrivere nelle icone il mistero e i misteri di Gesù. Siamo nella sala dove c'è anche una delle icone del Natale del Signore. E in queste opere, rispetto ai nostri tradizionali quadri occidentali, è fatto trasparire contemporaneamente la dimensione umana e la dimensione divina del mistero. E quanto mi ha colpito in questi giorni, meditando sulle letture, questa compresenza di un aspetto glorioso: è il Re della Gloria, è il Figlio eterno di Dio, protagonista di questo evento, che tuttavia si fa carne nel modo più povero e semplice e umile. Per loro non c'era posto nell'alloggio. E questa compresenza di gloria e di umiltà è ciò che caratterizza anche il mistero del nostro Natale. Colui che si fa carne, colui che viene adagiato in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio, è il Figlio eterno di Dio, è il Re della gloria, una gloria che non è la vana gloria umana, la vanità umana, ma è la manifestazione gloriosa dell'amore misericordioso di Dio. Ciò che di più bello ci possa essere è l'amore gratuito di Dio. Ed è questo allora il messaggio che noi dobbiamo anzitutto accogliere, da cui dobbiamo lasciarci raggiungere. Siamo voluti bene, siamo amati gratuitamente. Dio si è fatto vicino perché Gesù è l'Emanuele, il Dio con noi, non perché noi ce lo meritassimo o fossimo buoni e bravi, quanto piuttosto perché Lui ci vuol bene. Continua a volerci bene nonostante tutto. E quindi noi ogni anno instancabilmente, anche se viviamo tempi difficili o di guerra, di violenza, ogni anno noi continuiamo a celebrare la misericordia di Dio che si fa vicino con noi. Si fa vicino a noi e pianta la sua tenda in mezzo a noi, così dice il Vangelo che leggeremo nel giorno di Natale. Quindi, cari fratelli e sorelle, il primo messaggio è un messaggio di consolazione e di speranza. Non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo perdere la fiducia nell'umanità, nell'uomo, perché non la perde Dio. Continua a venirci accanto, ad abitare in mezzo a noi. Questo però diventa per noi non solo un motivo di consolazione, ma anche uno stimolo, un impegno a diventare sempre di più come Dio desidera da noi, figli anzitutto, figli riconoscenti, ma anche capaci di quella fraternità che è ciò che l'amore di Dio desidera che si manifesti e si espanda nei nostri cuori. Fraternità verso tutte le persone, quelle immediatamente vicine delle nostre famiglie, anzitutto i nostri familiari, ma anche quelli fuori dalla nostra famiglia, anche quelli che magari non ci suscitano immediatamente simpatia. Accogliere, essere comprensivi, essere buoni, dare il nostro aiuto, lasciarci commuovere, non vergognarci di lasciarci commuovere da queste situazioni e lasciarci anche muovere verso di loro, che è il sentimento che maggiormente a Natale ci viene donato. Auguri, cari fratelli e sorelle, di un buon Natale, un Natale di consolazione, di speranza, di fiducia, ma anche contemporaneamente un Natale di carità, di amore, di fraternità.
Auguri a tutti, specialmente ai più piccoli, ai più anziani, ai più bisognosi. Il Signore vi è vicino, non si dimentica mai di noi.